José es un hombre de trabajo. San Giuseppe è un lavoratore, un falegname. Avrebbe potuto condurre una vita felice, tranquilla. Progettava di sposarsi con una bella giovane della Galilea, avere figli e insegnare loro il suo mestiere. Ma non andò così. Maria, la sua promessa sposa, aspettava un figlio di cui lui non era il padre. Che fare? Come salvare Maria, che lui amava, e che invece, secondo la consuetudine dell'epoca e secondo la legge, avrebbe dovuto ripudiare? Come fare per proteggerla? Mentre pensava a queste cose, un angelo del Signore gli apparve in sogno e gli disse di non avere timore di accogliere Maria nella sua casa, perché il figlio che portava in grembo era stato concepito per mezzo dello Spirito Santo. Al suo risveglio Giuseppe fece quello che Dio gli aveva ordinato. Dio conosce il cuore di Giuseppe e gli rivela il mistero. Giuseppe è il custode del mistero. Quanta fiducia Dio riponeva in lui per rivelarglielo. Un mistero il cui compimento il popolo di Israele aveva aspettato per secoli, per generazioni. E Dio affida a lui tutto ciò da cui dipende la realizzazione di tale mistero nella storia del popolo di Dio. È così che Giuseppe diventa l'uomo della divina elezione, l'uomo di un particolare affidamento. Giuseppe assume questo ruolo privilegiato con la semplicità e l'umiltà in cui si manifesta la profondità spirituale dell'uomo.